Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Sono qui per rispondere alle vostre domande, dedicando appunto a questo spazio una mezz'oretta da trascorrere insieme. Spero che stiate bene, ci sono parecchie novità. Intanto stiamo per ultimare l'ebook, ve lo dico sempre, e sappiate che i lavori, siamo dei perfezionisti, dunque i lavori richiedono un po' di tempo perché vengono portati a termine, ma siamo addirittura di arrivo con l'ebook Abbondanza radionica, Abbondanza e radionica, dunque coniughiamo appunto la radionica e dunque l'uso delle onde di forma che lavorano sul testimone per ottenere appunto la prosperità, l'abbondanza, questo benessere che comunque abbraccia appunto la nostra esistenza a 360 gradi, dunque non è soltanto finalizzato alle questioni economiche, ma chiaramente non è al di fuori, anzi, anche perché spesso e volentieri siamo un po' più sereni quando abbiamo il giusto, no? Almeno per stare in serenità. Un'altra novità, dunque, no, non avevo finito con quello, l'ebook Abbondanza e radionica ha un costo di 75 € e effettivamente è un lavoro che viene completamente personalizzato con la vostra rata radionica e dunque lavora proprio per voi, esclusivamente per voi, in modo un po' diverso, proprio perché sfrutta la personalizzazione già all'origine, dunque ogni circuito nasconde i vostri dati personali. Bene, detto questo, appunto costa 75 €, se siete interessati a lavorare per l'abbondanza e la prosperità con l'ausilio della radionica, non esitate a prenotare la vostra coppia sul sito www.ilcapitano.altervista.org. L'altra novità è il mio libro, è uscito il libro a mio nome, ma non sono l'unica autrice, nel senso che i testi li ho scritti io, ma i circuiti sono quelli che ha sviluppato il Marietto Veneziano e che appunto fanno parte di un percorso di correzione e rettificazione che abbraccia e sposa l'ermetismo e la Cabala. Dunque lo trovate nelle librerie, edito da Home Edizioni, dunque per me è un motivo di gioia, ma anche per il Marietto chiaramente, perché il nostro lavoro è stato appunto apprezzato e reso alle stampe e dunque anche nella versione cartacea. E non solo nell'ebook che ormai trovate da tempo sul sito Il Giardino dei Libri. Allora, detto questo, ci tenevo appunto a ricordare queste piccole cose, non dimentichiamo neanche il recente book Radionica Magica, che abbiamo rilasciato sempre con circuiti totalmente personalizzati e che lavora con il simbolismo che proviene dalla scuola ermetica iniziatica. Vedo che il Marietto mi manda sì, sì, grazie, dalla regia mi arriva il suggerimento del Marietto. Vi ricordo appunto che dopo la diretta, anche se noi ci saluteremo e vi augurerò un buon proseguimento di serata, la nostra serata lavorativa, la serata lavorativa del Marietto e della Hilde, prosegue con le pulizie. Dunque, per gli amici che aspettano le pulizie, sapranno appunto che saremo all'opera subito dopo la diretta. Bene, ma voi siete qua non per le mie chiacchiere, ma per le mie risposte. Dunque, andiamo avanti. Anzi, cominciamo. Comincio salutando Elena, il Marietto, chiaramente, Sandy, Chiara, Rosa, Chantal, Fabiana, Marina, Elena, Donatella, Noemi, Sandy che l'ho salutata ma c'è la domanda, Antonio, Elena, Valentina, Assunta, Manuela e Lara. Bene, intanto questi sono gli amici che hanno salutato e che io ringrazio calorosamente per la loro presenza e vi ricordo, molti lo sanno già perché sono abitué del canale, altri invece magari sono nuovi, dunque nella domanda non mi serve il segno zodiacale, mi serve la data di nascita, dunque mettete per favore
una domanda precisa, una domanda chiara a cui io possa rispondere con le sibille, e sappiate che la chiave di interpretazione per le sibille è la domanda, dunque niente doppie opzioni, cercate di scrivere una frase molto precisa, cioè una domanda chiara. E nella domanda dovete mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita, e nel caso in cui mi stiate chiedendo di controllare per qualcuno a voi caro, il nome e la data di nascita della persona che devo verificare o controllare o su cui vi devo rispondere. Detto questo, andiamo avanti. Ho salutato e dunque ora torno indietro e comincio a rispondere. La prima domanda è di Fabiana. Vi ricordo tra l'altro che se avete recentemente avuto una risposta, lasciate per buona cortesia, educazione, per galateo, spazio a altre persone che possano avere anche loro una risposta. Dunque, se io vedo qualcuno a cui già ho risposto, lo salto, non ne abbiate a male, ma tutti hanno diritto, visto che è una gratuita, di approfittare di questo spazio. Bene, cominciamo da Fabiana. 20 novembre 2001, vorrei sapere se Luca, 22 marzo 97, mi contatterà. Allora, mi è caduta una carta, Fabiana. Sì, secondo me è una carta molto positiva, dunque vediamo comunque la risposta. Allora, Luca, 22 marzo 97, contatterà Fabiana, 20 novembre 2001. Allora, donna di servizio, Belvedere. Sei sicuramente in attesa di vederlo spuntare, però non partiamo benissimo, Allora, Fabiana, qui c'è donna maritata, omaggio di preziosi, disgrazia. Allora, io non so se Luca avesse una ragazza non tanto tempo fa, ma possibilmente o lui o tu avevate già un qualcosina in corso. E vedi che c'è la carta della disgrazia, sembra proprio, scusa, forse non si vede bene, ecco, sembra proprio che una situazione dove eri impegnata o lui era impegnato, si è trasformato in una chiusura, dunque è possibile che di recente sia stata interrotta una relazione o un rapporto o un innamoramento o qualcosa comunque che era a un certo punto stabile in qualche misura. Ed è nato un nuovo pensiero nei confronti di questa persona, o forse è Luca che a cui è nato un pensiero verso di te. Attualmente, in questo momento, ho la sensazione, magari tu hai avuto da poco una notizia non tanto piacevole, o l'avrai a stretto giro. Non so se magari la notizia è dovuta al fatto o che uno dei due si deve spostare o che è avvenuto un cambiamento, però guarda che amante e allegrezza al cuore sembra proprio indicare l'inizio di un corteggiamento. Dunque, io sarei dell'idea che è possibile che lui si faccia avanti in qualche modo, però è più un flirt così, senza grandi aspettative, ok? Però in un momento forse durante un momento di festa o qualche situazione comunque piacevole, è possibile appunto che si faccia avanti. Artista, denaro e malinconia. Allora, lui comunque è molto sicuro di sé, probabilmente vorrà dialogare con te, colloquiare con te. C'è, come dire, un qualcosa che però, vedi, anche se
il dialogo o l'incontro o comunque quel qualcosa che si va costruendo è piuttosto solido, oppure verterà su argomenti, materiali, ti vedo comunque con un po' di malinconia. Forse non riuscirai bene o non ti sentirai parte del suo piano in qualche modo, però guarda, domestico, allegria e consolante sorpresa, secondo me, indicano che nel tempo un pochino la situazione può cambiare e lui potrebbe essere molto più disponibile nei tuoi confronti. Vedi che poi c'è una carta di riuscita questa. Allora, ehm, abbiamo questo esito, dunque secondo me sì, magari ti scrive, però vedi il messaggero, vedovo e lettera, è un po' come se ti giungesse o una qualche comunicazione un po' così, che ti lascerà un po' perplessa, oppure che all'inizio vi scriverete, comincerete a sentirvi e poi ci sarà un momento di pausa, no, come se lui dovesse interrompere e poi di nuovo riprendere. Diciamo che comunque secondo me sì, ti scriverà, ti contatterà. Dunque c'è solo da avere un pochino di pazienza. Andiamo avanti e rispondiamo alla prossima domanda. Ecco, dovrebbe andare meglio. Allora, grazie Marina, sei sempre carina, grazie. Allora, Elena, vorrei sapere se Carola, 29 settembre 96, si lascerà con il suo fidanzato Mirko. 19 aprile 85. Vediamo. Allora, se Carola e Mirko romperanno. Allora, Carola e Mirko, grazie. Ma il taglio non sembra. Ma sì, forse sì. Diciamo che si direbbe la classica pausa di riflessione a un certo punto. Però partiamo con ordine. Intanto, secondo me, lei ha conosciuto un altro ragazzo, cioè un nuovo corteggiatore, qualcuno che si è fatto avanti con molta determinazione, tra l'altro, nel passato recente. Ora l'incontro l'ha mandata in crisi. mm? Dunque, secondo me, è possibile che comunque lei stia valutando un po' la situazione, di vedere come potrebbe andare con quest'altra persona. Effettivamente, vedi, falsità e sacerdote, dunque coglierà un attimo un'opportunità per prendersi una pausa di riflessione, un momento di stacco. Vedo anche dall'esito nemica, matrice, viaggio, morte, dunque vedi che penso che sia lei a un certo punto a prendere la decisione di cambiare le cose. Andiamo avanti. Rispondo a Donatella, 29 ottobre 67. Vediamo dalla regia. Grazie Marietto. Allora, Donatella, 29 ottobre 67, volevo sapere se Jeremy, 8 aprile 89, ha dei sentimenti per me se ci incontreremo. Allora, vediamo. Vediamo cosa prova Jeremy per Donatella. E se si incontreranno, vediamo un po'. Non è proprio un taglio
bellissimo, ci sono degli ostacoli. Allora, ecco, forse così si inquadrano meglio. Sospiri, allegria, donna di servizio, riunione, Imeneo. Allora, deve esserci comunque una distanza, non deve essere qualcosa dietro l'angolo, è comunque un qualcosa che ha già dato del tormento, pur avendo portato anche dell'allegria. Secondo me ti ha dato un po' la voglia di ricominciare, vedo qua la donna di servizio, dunque ti ha ti ha scosso, ti ha ridato, non voglio dire, esagerando, che ti ha ridato la vita, però in un certo senso, ti ha rimesso un po' la voglia di fare, no, e anche di incontrare, anche sì, proprio di incontrarlo, che potrebbe essere comunque qualcosa ehm, di interessante. Allora, vediamo il presente. Ehm, Comunque la situazione attualmente è bloccata, c'è la prigione e l'amica, dunque al momento sembrerebbe che sia un po' più tu, coinvolta, cioè lui, eh, vedi, prigione, amica, dunque lui è un po' in stallo. Diciamo che comunque c'è un avvicinamento, sembra proprio che abbia fatto anche delle promesse o delle cose, ma attualmente è fermo e probabilmente, vedi, dispiacere, amore, un po' così, cioè lo slancio un pochettino si è perso. Vedi che c'è anche la carta del vedovo, il pavone, la speranza. Dunque, io ritengo che sia partito molto bene lui in quarta e che già abbia un pochettino perso lo slancio iniziale e nel prossimo periodo lo perderà sempre di più. Secondo me, vedi che poi c'è anche la ruota di pavone, dunque o avverrà una forte incomprensione che porterà lui a un moto d'orgoglio, oppure, altra opzione, comunque lui dentro di sé chiuderà, no, con te, non è che neanche te lo dirà, o se te lo dirà prossimamente, magari ti darà una notizia o comunque non lo vedrai un po' diverso. E vedi che qua c'è qualche altro incontro che lui andrà a fare, qua sembra proprio che poi la cosa vada a chiudersi, perché lui sta guardando altri orizzonti, sta facendo, come dire, nuove iniziative, nuovi obiettivi. Vedi, fortuna, malinconia, donna maritata, allegrezza al cuore. Io non so se tu sei sposata, però non vedo questa cosa, più che un flirt non mi sembra granché, anche perché vedi che fortuna e malinconia chiaramente sminuisce la fortuna, è come se ehm, venisse a mancare, no? E, e- e che si riducesse un po' a un flirt di una donna già impegnata. Io non so se tu sia già impegnata, però o è lui che sceglierà altro, magari si tirerà indietro, oppure flirterà anche con un'altra donna sposata. Andiamo avanti. Noemi, che vuole sapere se ci saranno sviluppi in amore, 6 ottobre 2001. Vediamo un po'. Sviluppi in amore. Per Noemi.
Al momento sembra che gli incontri siano un pochino bloccati, eh. Allora, donna di servizio, stanza, costanza, nemico, morte. Allora, in questo avvio con donna di servizio e stanza, secondo me, ehm, tu sei stata, come dire, molto, molto, molto disponibile, ti sei data tanto da fare anche per incontrare e vedere, frequentare una persona che comunque per un periodo ha retto questo rapporto, ma secondo me ha retto per uno sforzo tuo. È come se tu ti sia data tantissimo, ma sono sopravvenuti degli ostacoli che hanno portato alla chiusura. Comunque o qualcuno si è messo di traverso, oppure sono nate delle incomprensioni. Comunque vedo che nel passato c'è stata una chiusura che non è dipesa da te. Anzi, sembra proprio che tu abbia fatto tutto il possibile perché la cosa potesse, andare avanti, o addirittura al contrario tu hai preso la decisione. Però mi sembra che questo è una carta più di quando un cambiamento ci travolge piuttosto che quando scegliamo noi. Allora, al momento secondo me nel presente c'è un ragazzo, piuttosto intrigante, qualcuno capace, intelligente, simpatico, comunque uno che sa attirare su di sé l'attenzione, con il quale appunto vedo poter nascere un qualcosina. Vedi, è una situazione che intanto ti piace, che è una bella soddisfazione per te e anche fortunata. Vedi che c'è un po' una mano, a creare un rapporto, molto stretto. Ancora non vedo crescere o trasformarsi in un sentimento, però intanto questo ragazzo c'è e la situazione promette bene, sembra che sia una buona opportunità. Effettivamente gran consolazione, donna maritata leggerezza, diciamo che, per un periodo questa situazione si tiene stabile, anche se dunque è possibile che ci siano, anche, non so, non dico dei progetti, ma magari, c'è la possibilità appunto, come dicevo, di, raccogliere qualche soddisfazione, vedi che sono 2 carte da un significato simile, sebbene questo parli di raccogliere i frutti del passato, mentre questo di seminare le cose buone, no, per il futuro. Dunque, con un ragazzo raccogli qualcosa, e probabilmente sempre in questo senso comincerai a farti dei sogni, dei progetti o comunque parlerete di qualcosa. Allora, è un po' ambiguo questo, donna maritata leggerezza. Ora, anche perché per l'età che hai non posso definirti donna maritata e nemmeno sembrerebbe che ci sia un vero e proprio inizio di una relazione, ma è possibile che tu ti sentirai in coppia con questa persona. Però guarda, leggerezza, ammalato, in qualche modo ha è una situazione che comunque anche all'improvviso, senza nessun preavviso, può degenerare in un senso di precarietà. Cioè, vedo che comunque ti vedo molto preoccupata fra un po', forse questa persona non crescerà il rapporto per come te lo immaginavi tu, e dunque ci potrebbe essere poi un po' una delusione, e dunque bene, allora saluto il Marietto che saluta tutti, lui sta già andando a cominciare le pulizie. Ciao Marietto, io comincerò fra poco anch'io. Bene, buonanotte Marietto e buon lavoro. Allora, dicevo appunto che
è possibile che, appunto questa cosa non sviluppi come vorresti e magari a darti sostegno e a darti qualche consiglio è una persona più grande con cui, tu vai d'accordo, una persona che sa guidarti. Vedi però che c'è la nemica, dunque secondo me, potrebbe anche essere che questo ragazzo, magari tira fuori dal cilindro un'altra persona, di cui tu non conoscevi l'esistenza. Ora vediamo un pochino, dottore Belvedere bambino malinconia, vedi che hai io vedo che tu vorresti, stai aspettando che ci sia un nuovo inizio, sei un po' così, però non ci pensare in questo momento. Praticamente si tratta di avere un po' di pazienza. Qualcuno che cercherà di starti vicino c'è, vedi, di aiutarti, e però lo so, tu stai aspettando di vedere nascere qualcosa, ancora non sono maturi i tempi, devi aspettare ancora un po', Noemi. Mm? Allora, andiamo avanti. Allora, Sandra Pesci, David Leone, mi scriverà a breve, grazie. Vediamo se Sandra ha aggiunto, ok. Sandra 19 febbraio 69, David 23 agosto 82. Vediamo se David scriverà a Sandra. Continuano a volarmi carte, Sandra. Allora, vediamo un po'. Vediamo se David scriverà a breve a Sandra. È combattuto, ma non penso. Allora, Sandra, scusami, ecco qua. Dunque, speranza, donna di servizio, sacerdote, nemico, denaro. Allora, è una linea un po' freddina, cioè c'è magari un flirt, un amore leggero, oppure un qualcosa che è nato un po' subito, no? E anche qua, vedi, ti ha dato un po' di brio, no? Un po' di movimento, però sacerdote, nemico, denaro, non è che proprio nel passato, non è che c'è stato chissà che spinta, c'erano comunque, c'era qualche, vedi, questa è una carta strana perché parla di freddezza, parla di separazione, parla di una persona molto grande, oppure di situazioni legali. Io adesso non conosco niente della tua situazione, Sandra, dunque non ho idea se tu hai avuto magari una separazione un po' tormentata, soprattutto per le questioni economiche, dove non c'era un accordo economico. Questo comunque è una linea del passato. Al presente c'è sogni, ma in effetti stiamo vedendo un po' cosa succederà, no, fra voi due, se ti scriverà. Dunque, in questo momento no, mi sembra anzi che ci sia un terzo incomodo, vedi, una donna più giovane, tu sarai molto gelosa di questa situazione. Eh, Ci sarà comunque mm, un avvicinamento di qualche modo, ma fine a se stesso, cioè sembra molto bello e poi c'è di nuovo la lontananza. Dunque, eh, non, non vedo che ti scriverà a breve. No, e anche qua comunque come esito diciamo che lui si getterà, ci penserà su bene e comunque sarà una comunicazione calcolata o
comunque un qualcosa di fasullo, cioè non ha niente di sincero da dirti questo ragazzo. Anche se ti dovesse scrivere, non la vedo come una cosa buona per te. Allora, torniamo su perché... ok, Valentina. Non so se posso farti una domanda, dato che qualche settimana fa te l'avevo fatta una, anzi sei molto, molto sincera e onesta ad aver scritto che me l'avevi fatta, cosa che altri non fanno, fanno finta di niente. Allora, te l'avevo fatta una, io provo e ti ringrazio lo stesso, tra me Valentina e Christian, se ci sarà qualcosa, va bene, diamo uno sguardo. Allora, vediamo un po', Valentina e Christian, grazie. Ma lui ha qualcuna? È già impegnato? È in una relazione o sei tu in una relazione? Allora, diciamo che con questa linea del passato abbiamo una situazione di parte convedovo, dunque probabilmente non so, tu, lui, tutti e due o chi dei due insomma è partito, cioè, con qualche rimpianto per il passato o comunque con delle difficoltà non da poco, uno dei due o eravate veramente entrambi in una situazione un po' pesante quando vi siete conosciuti o comunque nel passato recente, vedi delle situazioni da sistemare, forse legate alla casa, oppure un qualche tipo di problema appunto dove comunque la casa in qualche modo c'entra qualcosa con la casa, qualche situazione proprio da sistemare che però ha richiesto molta costanza e molta determinazione. Ora vedi che con una linea del genere al presente non è proprio, non credo proprio che ci possa essere qualcosa, perché dispiacere, morte, sospiri, ammalato, non è proprio, non è il momento, sembra che ci sia anzi come una lontananza fra voi. Siete proprio su due piani diversi e questo comunque ovviamente ti dispiace perché forse in qualche misura lo percepisci e senti anche, e probabilmente oltre che a sentirlo sta avvenendo, che c'è proprio una specie di allontanamento. Nel prossimo periodo, tra l'altro, bisognerà anche fare attenzione alla possibilità che qualcuno interferisca o volontariamente o involontariamente potrebbe creare degli ostacoli, delle difficoltà, ma comunque vedi che questa è una carta che comunque apre un cambiamento positivo, no? Come se si innescasse un nuovo momento più favorevole, no? Anche solo per cominciare a sognare qualcosa. E c'è una maggiore collaborazione, come se poi questa persona in qualche modo comincerà a essere un po' più presente, un po' più partecipe. Però, guarda, c'è vecchia signora Belvedere. Lui non è che ha qualche sospeso, qualche situazione del passato, qualche vecchia relazione che potrebbe comparire da un momento all'altro, o vedi, c'è sempre un'attesa, anche se l'attesa diventa molto più positiva, però può portare intanto soltanto qualche flirt o qualche cosa di un po' così,
niente di per il momento, poi per non parlare della linea del presente, al momento sembra proprio no, anche se magari state flirtando, in questo momento non andate da nessuna parte, ma più avanti sembra che si creerà un'occasione, vedi? Un'occasione per un incontro, dove non dico che sarete soli, perché non è la carta della stanza, ma è l'occasione di un incontro o di un qualcosa che può far nascere qualcosa, vedi? Allora, secondo me, più avanti, come esito, è un esito più interessante rispetto alla situazione attuale e anche il prossimo periodo. Dunque, tu persevera, abbi pazienza, oppure ti fai il tuo senza perdere di vista questa persona, perché secondo me un'occasione potrà esserci in futuro. Benissimo. Io ringrazio tutti per aver partecipato, per essere stati qui in mia compagnia. Io adesso vi saluto, mi aspettano almeno 2 ore di lavoro con le pulizie, forse anche qualcosina di più. Vi ringrazio ovviamente sempre per la vostra compagnia, per la vostra fedeltà. Farò la tessera a punti, premio fedeltà. Bene, detto questo, scherzi a parte, vi ringrazio sempre. Vi ricordo il prossimo appuntamento è lunedì sera, sempre alle 21:30 e sempre su questo canale. Dunque, se io non sono riuscita a rispondervi e se non avete ancora avuto risposte di recente, tornate a trovarmi e vi risponderò lunedì sera. Un grandissimo abbraccio, 21:30, mi raccomando. E buon fine settimana. A presto dalla vostra Hilde. Ciao!